città dell'Africa, della moderna Africa, che guarda all'Occidente, alle sue tecniche e alle sue leggi. Non è importante conoscerne il nome. Questi frammenti di oscura provenienza, destinati a costituire feticci contro il malocchio, contro gli spiriti, contro il serpente del male, si vendono infatti in centinaia di città come questa. L'Africa delle linee aeree e dell'asfalto, l'Africa delle riforme costituzionali e dell'insegnamento cristiano non ha infatti ancora vinto l'altra Africa, quella della grande, cieca, antichissima paura. L'Africa in cui sopravvive la più tenebrosa e micidiale camorra che il genere umano abbia mai conosciuto, quella degli stregoni. Eccola laggiù quest'Africa, ed è laggiù, nell'intrico di quelle foreste, sulle correnti di quel fiume, che dal principio del nostro secolo un uomo di razza bianca, quasi solo, ha ingaggiato una partita durissima con le forze del male. Quest'uomo è Albert Schweitzer, colui che gli indigeni chiamano il grande dottore o lo stregone bianco. Ero professore all'Università di Strasburgo, organista e scrittore. Ho lasciato ogni cosa per fare il medico nell'Africa equatoriale. Perché? Perché? Quando Albert Schweitzer risalì per la prima volta questo fiume, l'Ogooué, nel territorio equatoriale francese del Gabon, gli aeroplani che oggi qualche volta scaricano medicinali provenienti dall'Europa sulla pista del piccolo aeroporto di Lambaréné non esistevano ancora. Era il principio del 1913. Si arrivava alla foce dell'Ogooué dopo un lungo viaggio per mare e un battello fluviale si addentrava lentamente nel cuore della regione. Fino ad allora gli unici bianchi attestatisi su queste rive erano stati missionari, i cui scritti e le cui testimonianze orali avevano fatto conoscere da tempo in Europa le condizioni di estrema miseria fisica e spirituale degli indigeni della Foresta Vergine. L'insolito passeggero europeo che percorreva questa rotta nella primavera di quell'anno, un filosofo alsaziano, cultore di musica e grande interprete di Bach, aveva riportato dalla lettura dei racconti di queste sofferenze una impressione profonda. Assertore di una concezione filosofica che individuava nel rispetto della vita, in tutte le sue forme, il fine religioso e morale della condotta umana, si era convinto che queste selve e il carico di dolore che esse custodivano avrebbero potuto offrire alla sua filosofia umanitaria un'occasione decisiva per tradursi in pratica. All'età di 30 anni aveva perciò intrapreso lo studio della medicina e, acquistata sufficiente esperienza di terapie tropicali, a 38, in compagnia della moglie Hélène, dei suoi libri, del suo organo e di alcune casse di medicine, era partito per la foresta equatoriale africana. Il 15 aprile del 1913 Schweitzer toccava per la prima volta questa sponda. Oggi, quasi 50 anni dopo, lo spettacolo è immutato. La natura ci suggerisce le medesime impressioni di allora, selvaggia e grandiosa, avvolta nelle ombre della miseria africana. Il villaggio ospedaliero che gli indigeni chiamano l'ospedale dove non si muore è racchiuso tra la foresta e il fiume, unica via di accesso. La vegetazione tropicale lo stringe in una morsa stupenda quanto pericolosa. Il clima equatoriale, infatti, stimola lo sviluppo della vegetazione con una rapidità incredibile. Un'area spianata a fatica nel folto della giungla va difesa giorno per giorno a colpi di scure dai nuovi assalti della natura. Gli indigeni lo raggiungono a piedi attraverso i difficili sentieri della foresta o più frequentemente con le veloci piroghe del fiume. I 500 indigeni ricoverati sono assistiti da 6 medici e da un gruppo di infermiere venuti dall'Europa, dall'America e perfino dal Giappone. Nessuno è pagato. Tutti sono qui per vivere la straordinaria avventura filosofica del grande dottore. Mi chiamano Ogango, che in lingua galoa significa stregone. Leggiamo nel diario di Schweitzer alle prime pagine. I neri non hanno altra espressione per indicare il medico, perché i guaritori indigeni sono nello stesso tempo stregoni. Ai miei pazienti non viene in mente che i loro mali abbiano una causa naturale. Li credono dovuti agli spiriti maligni, ai malefici degli stregoni che inculcano loro il serpente. Il serpente è l'incarnazione del dolore. Quando chiedo loro di descrivermi che cosa sentono, raccontano la storia del serpente che dalle gambe è salito alla testa, poi al cuore, al polmone e si è fermato nel ventre. Per quasi 50 anni Schweitzer ha combattuto a colpi di bisturi e di siringhe
contro una grande varietà di serpenti. In questa baracca in rovina, sede del vecchio ospedale, lo stregone bianco compì le sue prime esperienze. Lo assistevano la moglie e Giuseppe, un indigeno che da cuoco si era improvvisato infermiere. Conservava qualcosa del cuoco nella terminologia chirurgica, chiamava costata il torace, filetto l'addome e così via. L'ospedale attuale, configurato come un autentico villaggio di tribù gabonese, pur ospitando un numero di pazienti sempre crescente, ha assunto un carattere più specializzato, più limitato nelle terapie. Molti serpenti che Schweitzer dovette combattere al principio sono infatti estinti. Con la sua opera di profilassi egli ha liberato gli abitanti della foresta di alcune delle loro secolari malattie. La malattia del sonno, ad esempio, è quasi un ricordo remoto. L'impiego dei farmaci più recenti, come gli antibiotici e i deltacortenici, di cui vediamo un generoso donativo giunto dall'Europa, è una conferma del carattere, potremmo dire, europeo, assunto ormai dalla casistica più frequente. Non più malattie tropicali, ma comuni tubercolosi, anemie, ulcere, ernie, miocarditi. Unica, tragica eccezione, la lebbra. La lebbra purtroppo non è ancora debellata, ma a differenza di un tempo è controllata, prevenuta, circoscritta. Il quartiere più esteso del villaggio ospedaliero ospita i lebbrosi. Le istruzioni di Schweitzer, paterne ma rigorose, vengono scritte su un cuore dipinto. È un sistema di comunicazione che agli indigeni piace. Non sporcate, non gettate rifiuti, sorvegliate i vostri figli. Primario di questo doloroso quartiere è un medico giapponese, accorso anche lui al richiamo di Schweitzer. I lebbrosi parzialmente risanati vengono reinseriti con pazienza nel consorzio civile. Ad essi si offre la possibilità di frequentare una scuola che funziona nel lebbrosario e di partecipare ai servizi della comunità. I lebbrosi sono forse i pazienti più vicini al cuore di Schweitzer. Essi sono un richiamo perenne ai motivi originari della sua missione, il bisogno di rispettare l'uomo nella sua specie più misera, nelle sue piaghe più profonde. Quando visita i suoi malati, non è più solo il medico che controlla e prescrive, ispeziona e incoraggia, ma è pure e soprattutto il capo che vigila sui sudditi, il giudice che dirime le liti, il sacerdote che esorta alla fede, lo stregone che non uccide su commissione, ma guarisce senza farsi pagare. Gli indigeni amano il grande dottore, anche perché il suo ospedale non è come quello dei bianchi. Un indigeno separato dai suoi familiari e dalle sue bestie, costretto a vivere tra pareti di cemento e in letti di ferro, sottratto al suo ambiente naturale, diventa infelice. Così Schweitzer risponde, se viene accusato di trascurare i moderni criteri di igiene. Le cure che si applicano nel suo villaggio sono le più aggiornate. Solo le condizioni ambientali sono in consapevole contrasto con la medicina moderna, affinché l'indigeno si senta come nel suo villaggio. E come nel suo villaggio, egli può lavorare, ripagando col proprio contributo allo sviluppo del complesso ospedaliero l'assistenza, le cure e la pietà di cui è stato oggetto. Quando il gong, costituito da una vecchia rotaia, scandisce i suoi colpi all'imbrunire e il villaggio si prepara alla grande pausa notturna, qua e là riaffiora lo spirito ancestrale della foresta. È possibile allora assistere allo spettacolo dei lebbrosi che suonano i loro vecchi temi della tribù, con la tecnica nuova appresa dalla radio della missione.
Ma per il grande dottore questa è l'ora del raccoglimento, in cui affiorano i ricordi. Il ricordo di Hélène, scomparsa nel 54, dopo 40 anni di dedizione esemplare. Io, Albert Schweitzer, ho dovuto cominciare dal nulla. Ho ripercorso qui la storia della medicina. Ho rivissuto le tappe più importanti del cammino che la scienza ha compiuto, dagli albori della civiltà ai giorni nostri. Ho sconfitto gli stregoni, ho dominato il male, ho acceso una luce di fede e di speranza negli animi di questa gente, che quando venni io era schiava delle infermità e delle superstizioni. Oggi, dopo oltre 50 anni di vita combattuta qui, posso affermare di non essere molto lontano dal vero e dal giusto.